Bene, allora buonasera a tutti. Ho preparato questa riflessione col consueto aiuto delle slide. Datemi soltanto il tempo di condividere lo schermo, lo vedete? Sì. Sì. Allora vediamo se riesco a farlo vedere schermo pieno, benissimo. In cammino verso la Pasqua, contemplando l'uomo della Sindone. E è una serie di slide che avevo già utilizzato anni fa in occasione della venuta di Papa Francesco a Torino. L'ho riadattate un momentino in modo che possono davvero aiutarci a vivere, ecco, questa settimana che ci porta alla passione, alla morte, ma anche alla risurrezione del Signore. L'intervento lo sviluppo in questi due punti che vedete, due parole per accostarci alla Sindone, questo lenzuolo che Torino ha la fortuna di custodire, e poi vedere il rapporto tra l'immagine che c'è in questo lenzuolo con l'uomo dei dolori che ben conosce il patire, che è il Signore Gesù. Allora, accostarsi alla Sindone. Diciamo subito che questo lenzuolo è segno di contraddizione. Lì scrivo che fin dal suo primo apparire in Occidente, siamo in Francia, a Lirè nel 1353, questo lenzuolo è stato motivo di contesa tra chi diceva che era una pittura, un falso, e chi vi riconosceva invece il lenzuolo in cui era stato avvolto Gesù dopo la sua morte e deposto dalla croce. Qui avete uno stemma, parte di un medaglione ripescato nella Senna a Parigi intorno alla metà dell'Ottocento. Vedete che reca l'immagine della Sindone, le due immagini, ecco, dell'uomo della Sindone. Qui vedete la tomba vuota, e questo è lo stemma della famiglia che era proprietaria di questo reperto, chiamiamolo così, i de clergy, mentre questo era lo stemma della moglie del proprietario della Sindone. Bene, diciamo che semplificando assai, ecco, sulla Sindone oggi si danno, come allora, di fatto due posizioni contrapposte. La prima è quella di chi sostiene che è opera di un falsario medievale, e c'è anche chi invece che dice che è il lenzuolo funerario che ha avvolto il corpo di Gesù. Ci sono anche posizioni estreme, no? Tipo, questa l'ho trovata su Wikipedia addirittura, no? C'è chi parla persino di presunti segni dei chiodi in questo lenzuolo, di presunti segni di flagello, presunta corona di spine, presunte tracce di sangue. Però mettono in discussione anche questo tipo di segni. Però c'è anche chi lo riconosce come il lenzuolo funerario che ha avvolto il corpo di Gesù, chi sostiene che addirittura sia prova della risurrezione di Gesù, per il modo in cui si ipotizza si sia formata l'immagine sindonica. Non sono favole, giusto un mese fa ho trovato un confratello anziano, ma che era stato docente di teologia sistematica, che me ne parlava come prova della risurrezione. Calma, calma, gli ho detto. Allora, bisogna liquidare alcuni pregiudizi. Anzitutto, la Sindone non può costituire una prova della risurrezione, perché la risurrezione di Gesù sarà sempre solo oggetto di fede nella parola degli Apostoli, che dicono di aver visto Gesù risorto. Ripensiamo 8 giorni dopo la Pasqua, quando nel cenacolo c'è Tommaso, l'incredulo, e se lo trova davanti e cede ed esclama mio Signore e mio Dio di fronte alla persona del risorto. È la loro testimonianza che è alla base appunto di questo dato centrale della fede cristiana. L'espressione di Tommaso, mio Signore e mio Dio, è la sintesi della fede cristiana. Tutto il resto potremmo dire che è commento, tutto il resto del credo. D'altra parte bisogna dire anche che la Sindone ci restituisce l'immagine del cadavere di un crocifisso
flagellato e coronato di spine. Ed è per le corrispondenze con le torture subite da Gesù di Nazareth che la sindone può essere considerata una icona della passione, molto meglio di tanti quadri che i nostri pittori hanno dipinto per mostrarci, darci l'immagine del crocifisso. Potremmo anche aggiungere che nessun falsario medievale, in base alle conoscenze anatomiche e fisiologiche del tempo, sarebbe stato in grado di fabbricare la sindone. Peraltro, neppure oggi con le tecniche di cui disponiamo è ancora possibile riprodurre in maniera integrale il lino sindonico. Devo anche studiare un debito di riconoscenza che ho con questa donna, Maria Grazia Siliato, vedete è mancata 4 anni fa, e che ha scritto quel volume che vedete qui sulla Sindone di Torino con il sottotitolo Indagine su un antico delitto. E sono grato perché mi ha fatto conoscere l'indagine più seria condotta finora sul lino sindonico. Lei non ha partecipato immediatamente alle ricerche, però è stata coinvolta successivamente, quando ho presentato nell'81 i risultati delle varie indagini, è stata coinvolta a motivo del fatto che era una storica e archeologa ed era esperta delle civiltà mediterranee del vicino Oriente. E al congresso tenuto dallo STARP, quel gruppo appunto che ha curato queste indagini, congresso tenuto a New London negli Stati Uniti, no? Ha fatto una relazione dei ritrovamenti archeologici e documentali connessi alla sindone. Lei ha scritto parecchi volumi sulla sindone, è lo stesso testo gradualmente aggiornato di fronte anche a nuovi dati che emergevano. Li vedete qui, la prima edizione è ancora dell'83, l'ultima è del 2005, coi titoli che sono variati anche nel tempo. E questa donna ho avuto la fortuna di conoscerla. Io avevo letto il suo volume nell'86, ero viceparroco in quel di Marghera, e nell'87 in autunno vengo trasferito in questa cittadina del Lazio, dei Castelli Romani, a una trentina di chilometri da Roma, e lei abitava proprio in questa città, più o meno in questa zona, ecco, del paese. E sono stato molto contento di conoscerla, di incontrarla, di scambiare delle impressioni con lei e chiamarla anche a parlare ai novizi salesiani di cui all'epoca ero incaricato, a parlare appunto della sindone. Bene, prendo alcuni spunti dal suo volume. Anzitutto il fatto che la sindone da oggetto di devozione è diventata oggetto di interesse da parte del mondo scientifico quando? Nel 1898, quando questo avvocato torinese, Secondo Pia, per primo fotografò questo lenzuolo. E quale fu la sorpresa di Secondo Pia? Leggiamo quello che scrive la Siliato. La prima immagine negativa che lentamente si condensò sulla lastra, adagiata nel bagno di sviluppo, e lui per enormi emozioni rischiò poi di lasciarla cadere, doveva trasmettersi come una folgore per tutto il pianeta. Si vedevano dei capelli lunghi, forse ondulati, poi la barba, anch'essa fluida e composta, e la forma nobile del viso. Aveva gli occhi chiusi, le palpebre pesanti, lo zigomo destro sembrava tumefatto, il naso anche, la guancia era gonfia, era il volto di un uomo seviziato. Nessun suo muscolo tuttavia era rimasto contratto dallo spavento o dallo spasimo. Inerme e insieme invulnerabile, era meravigliosamente pacificato con la morte. L'avvocato Pia non trasse grandissima gioia dalla sua imprevedibile foto, perché appena essa dilagò, sui giornali di ogni paese si scatenarono 2 schieramenti di interpretazione violentemente avversi. Infatti, invece che studiare scientificamente il fenomeno, molti esclamarono che era la rivelazione di un prodigio. Ma prodigio non era,
E ricordo quando ero ancora studente liceale, mi dicevano che nei vecchi erbari col tempo si formava l'immagine in negativo delle foglie conservate nell'erbario. Comunque molti dissero che era la rivelazione di prodigio e molti altri invece accusarono secondo Pia che ne fu amaramente ferito di aver truccato le foto. Oppure, ipotesi più benigna, che le lastre erano difettose per dare quel risultato. Insinuazioni non vere, ma occorsero più di 30 anni per dimostrarlo quando la sindone venne fotografata una seconda volta negli anni 30. Intanto un francese scienziato, Yves Delage, membro dell'Académie des Sciences, anatomo-patologo, intellettualmente agnostico, quindi non credente, no? Aveva studiato quegli strani negativi e dichiarò che parevano davvero l'impronta di un cadavere e rivelavano dettagli conducenti a un assassinio e una strana forma, una morte per croce con inchiodatura, flagellazione, in posizione di un osserto spinoso sul capo. E ipotizzò che potesse essere veramente l'impronta del personaggio a cui si riferiva una lunga tradizione. Come accademico preparò un'onesta e precisa relazione scientifica e la lesse all'Académie des Sciences nell'aprile del 1902. Non gliela pubblicarono. Ne discussero polemicamente l'impianto storico e rifiutarono il superstizioso legame con il personaggio. Delage si risentì fortemente per l'offesa che veniva alla spregiudicata obiettività del suo lavoro. Aggiunse anche che non capiva a quale scopo un falsario medievale, non esistendo ancora la fotografia, avrebbe prodotto un'immagine che gli altri non potevano vedere. Nessuno si soffermò un attimo sulla sensatezza della sua osservazione. E così il primo riconoscimento scientifico di autenticità avvenne alla Sino di Torino da un personaggio del tipo che fino all'Ottocento si definiva con sanguigna energia un libero pensatore. Facciamo un salto di 80 anni e andiamo al 1978, all'indagine dello STARP. Qui avete l'acronimo, no? Era un progetto di ricerca sulla sindone di Torino. Questa ricerca sulla sindone ha portato a oltre 150.000 ore di lavoro ad altissimo livello scientifico. Sì, hanno avuto la sindone a disposizione per 120 ore, dopo l'esposizione che c'era stata nel 78, ma poi hanno continuato le ricerche perché qui Nastri avevano prelevato dei materiali da lenzuolo per studiarli e risolvere i vari interrogativi che si erano posti in precedenza, studiando anche la metodologia per trovare la risposta a queste domande. È stato un progetto multidisciplinare che raccolse i più prestigiosi cervelli e le più avanzate tecnologie in quel momento disponibili. Hanno utilizzato strumentazioni proprie anche della NASA, tra l'altro. Dunque questo studio è entrato nella storia come un modello di ricerca multidisciplinare in cui le molte differenze ideologiche e culturali fra i partecipanti, c'erano anche ebrei, anzi direi che il più appassionato cultore di questa immagine è Barry Schwartz, che era stato coinvolto semplicemente come fotografo di quel lenzuolo. Ebrei, cattolici, cristiani di varie confessioni, agnostici, non ebbero alcun peso di fronte alle inesorabili e infalsificabili evidenze scientifiche. Come mai hanno fatto questa ricerca questi americani? E bisogna tornare indietro di qualche anno, perché c'era stato qualcuno ad Albuquerque, certo Jackson, che aveva ipotizzato che l'immagine avesse delle proprietà tridimensionali. E lui aveva la strumentazione lì in America per poter verificare appunto queste proprietà e l'ipotesi si rivelò vera. Eccolo qui. Ha utilizzato lo stesso analizzatore che veniva utilizzato per le immagini stellari, pensate, no? Per vedere appunto la profondità del tutto, no? E che cosa è venuto fuori? Che l'impronta non appariva tracciata da nessuna tecnica di disegno o di pittura,
omogenea, senza peso, giaceva sulla stoffa. Poi fu come se sopra il volto fosse stato tolto un velo. L'elaborazione elettronica evidenziava i tanti traumatismi che lo sfiguravano. Si vedeva lo zigomo destro tumefatto, al punto che anche la palpebra si era gonfiata e appariva più rilevata della sinistra. E si vedeva il naso escoriato, come per una caduta, e la cartilagine nasale distorta, staccata dall'osso. Si vedeva la fronte tumefatta sopra il sopracciglio sinistro e il labbro gonfio, così come la guancia. E poi un altro lì del gruppo si accorse che l'immagine era termostabile. Cosa significa questo? È che si vedeva vicino alle bruciature, le vedete qui, le bruciature dell'incendio di Chambéry nel 1532, si vedeva che vicino alle bruciature le macchie di sangue apparivano scottate e brunite. Invece l'impronta del corpo, anche dove era a meno di 1 millimetro dai fili strinati o bruciati, non mostrava il minimo cambiamento di colore. La sfumatura giallastra dell'impronta era sempre e costantemente la stessa, cioè era termostabile. Fosse stato un dipinto, il dipinto si sarebbe comportato come le macchie di sangue, si sarebbe scottato e brunito. Di fatto, da queste scoperte è nato l'interesse per questo lenzuolo e hanno elaborato questo progetto. Lì vedete il progetto nel raccoglitore, no? Quello è sempre di Barry Schwartz. Eccolo qui, era il progetto di sviluppo di queste ricerche, e nel 78, in occasione della ostensione, hanno potuto studiarsela con calma, relativamente 120 ore giorno e notte, no? Per vedere. E qui abbiamo le principali conclusioni a cui sono arrivate, no? Le hanno pubblicate nell'81 a quel convegno a New London. Non vi è nessun tipo di pigmento, pittura, tintura o colorante sulle fibre del tessuto. La colorazione dell'immagine risulta dalla ossidazione, disidratazione e coniugazione della struttura di polisaccaridi delle fibrille stesse del lino. Cioè sono ossidate in maniera molto, molto, molto superficiale. Da qualche parte l'Assiliato scrive che l'immagine è fatta di niente sostanzialmente. C'è solo questa ossidazione superficiale che non è penetrata all'interno delle fibre, tra l'altro. L'analisi computerizzata dell'immagine mostra che in essa è codificata un'informazione tridimensionale. Hanno verificato con maggior calma appunto questo aspetto. Non vi sono tracce di spezie, olio di alcuna secrezione corporea. Appare evidente che vi sia stato contatto diretto della sindone con il corpo per le macchie di sangue. Tra l'altro si sono tolti anche il dubbio se fosse sangue o meno. Blood Scandi Heller, che aveva curato questo tipo di indagine. Nessun metodo chimico-fisico conosciuto in grado di spiegare la totalità delle caratteristiche dell'immagine. Ancora, le macchie di sangue sono composte di emoglobina e contengono albumina. Ha notato che c'era tra l'altro molta bilirubina collegata alle incredibili sofferenze dell'uomo della sindone. Si può concludere che l'immagine della sindone è quella di un vero corpo umano flagellato e crocifisso. E qui, va bene, è il sito tenuto da Barry Schwartz, dove si ha la relazione anche sugli esami del 78. Eccolo qui il piano delle indagini, le conclusioni, il sommario delle conclusioni, e poi gli articoli che sono stati pubblicati, sono qui reperibili con qualche aggiornamento tra l'altro, e poi la lista anche del team del gruppo di ricerca. Se lo andate a vedere, vedete che gente che lavorava su laboratori della NASA, alla Lockheed, avevano altre specializzazioni. Chiudo questo sperando di non fare pasticci, vediamo un po'. Ecco, benissimo, no. Devo cliccare qua. Postille. Scrive l'Assiliato: purtroppo si sarebbe incominciato presto a capire che la sindrome di Torino, con la sua straordinaria complessità fisico-chimica
che ne fa un unicum archeologico, storico, testimoniale di valore incalcolabile, era stranamente destinata a venire apprezzata appieno da chi, archeologo, medico legale, scienziato, di qualsiasi o di nessuna confessione religiosa, poteva intenderla scientificamente. Ed era invece destinata a venire spesso sottovalutata o fraintesa da quanti, per una formazione tradizionalmente umanistica, artistica, filosofica, esegetica, abituati a costruire e elaborare realtà verbali, non avrebbero avuto gli strumenti concreti per inquadrarla. Non scrive cose esagerate, perché io mi ricordo un noto esegeta che, parlando della sindone, io ero ancora studente di teologia, quindi diversi anni fa, diceva: no, ma nel Vangelo di Giovanni non si parla di sindone, si parla di otonia in greco, che sarebbero dei panni, delle fasce. Ma io mi ricordavo, siccome mi ero già letto il Nuovo Testamento in greco, in San Luca si parla di sindone e di otonia, di queste fasce, quindi, però a priori deprezzava sostanzialmente con l'esegeta il valore della sindone. Chiuso la parentesina. Dopo gli esami del 78, allo scopo di terminarne l'età della sindone, lo STURP contattò diversi laboratori specializzati per organizzare un test del carbonio 14 e datare questo lenzuolo. Dopo lunghe trattative, però, i laboratori decisero di escludere lo STURP dall'organizzazione del test e concordarono da soli un protocollo d'esame con chi custodiva la sindone, Cardinale Balestrero, e le persone che collaboravano con lui nella gestione, del Sacro Lenzuolo. Parentesi: quando nell'86 io lessi il volume dell'Assiliato, ci trovai una noticina a pie pagina dove l'Assiliato segnalava che già nell'82 era stata fatta una doppia datazione su un frammento della sindone, ottenendo il seguente risultato. Sulla parte del frammento viene fuori 100 d.C., più o meno 150 anni, sull'altra 1000 d.C., più o meno 150 anni. Questa misurazione però era estranea a procedure ufficiali, l'aveva fatto uno di iniziativa sua, avendo da un certo RAES ottenuto questi frammenti di sindone. Non poteva essere accettata questa datazione, però, osservava l'Assiliato nella noticina, poneva la questione di come procedere per una radiodatazione affidabile, visto che dava risultati così diversi. Bene. E veniamo alla radiodatazione dell'88. Io nell'88 ero già sceso in quel di Lanuvio, vado a Roma, era settembre dell'88, passo vicino a Castel Sant'Angelo e vedo le indicazioni, c'è una mostra della sindone. Vado, entro e vedo il filmato del prelievo e c'era appunto l'arcivescovo di Torino di allora, c'erano questi due professori Testore Riggi, c'era anche Gonella. E mi rendo conto che stanno discutendo dove tagliamo, sento questa domanda. Io sono rimasto lì, ripensando a quello che aveva scritto, quello che avevo letto nel libro dell'Assiliato. Bisogna vedere un momentino come procedere. No, lì hanno deciso al momento dove tagliare, dove fare il prelievo. Nel volume l'Assiliato osserva questo. Venne escluso purtroppo un prelievo a pioggia di frammenti di fili di aree diverse che avrebbero evitato mutilazioni e offerto alla radiodatazione un campione veramente rappresentativo. E i risultati vennero comunicati in pompa magna, no? Qui abbiamo i 3 rappresentanti dei 3 laboratori che hanno fatto l'analisi, quello di Tucson, quello di Zurigo e quello del British Museum. È compresa la datazione tra il 1260 e il 1390. Ricordo che incontrai Maria Grazia Siliato lì nella piazza di Lanuvio, proprio in quei giorni, e lei mi diceva la sua posizione.
la scienza ha dato questo risultato, sia la scienza a valutare il risultato fornito dai laboratori. E questo parere l'aveva dato prima a un certo Giovanni Paolo II. Era stata chiamata 2 volte, tra l'altro, prima che fosse fatta la comunicazione ufficiale, no, del risultato della datazione del radiocarbonio. Sia la scienza a valutare. Tra l'altro, l'ho saputo dopo, no? Si lamentava perché la prima volta che fu chiamata, qui ho la voce un po' malmessa, va bene, la prima volta che fu chiamata dalla sera alla mattina. Ho avuto neanche il tempo di passare dalla parrucchiera a mettermi in ordine e disse, va bene, no? Comunque la sua posizione era questa. Di fatto poi in una successiva edizione del volume osservava ad esempio che i pesi della sindone era stata pesata, valutata, il peso medio per 1 centimetro quadrato era 25 milligrammi. E stranamente la parte del campione che fu radiodatata pesava molto di più, 42,85 milligrammi per centimetro quadrato. Qui qualcosa non quadrava, perlomeno quel campione non era rappresentativo, ecco, dell'intera sindone. Poi sono arrivati altri dubbi, hanno consegnato i risultati greci del loro lavoro a 22 anni di distanza perché si erano rifiutati ed è venuto fuori che non era del tutto congruente con la datazione fornita, ma queste sono polemiche che lascio perdere. In ogni caso, occorre ampliare lo sguardo e non fermarsi soltanto alla radiodatazione, perché di fatto chi si occupa di sindone ha un approccio davvero multidisciplinare, no? E sono coinvolte diverse discipline, tra cui medicina, biologia, ingegneria, fotografia, fisica, chimica, storia, archeologia, religione e poi le varie branche all'interno di queste discipline. E dal punto di vista storico, va bene, abbiamo documentazione certa che parte da quando la sindone compare in Francia, 1353. Poi viene acquisita dai Savoia, che la custodiscono a Chambéry. A Chambéry è vittima di un incendio, le Clarisse nel 1934 provvedono a rattopparla, e poi la storia è abbastanza nota, insomma, resterà a Torino, qualche volta verrà portata via per problemi di guerra, finirà a Vercelli, durante la Seconda Guerra Mondiale sarà conservata al santuario, al monastero di Montevergine, giù in Campania, e così via. Però questi dati sono noti. Ma prima in Oriente, diciamo che per il periodo precedente i risultati concordanti delle ricerche storiche, scientifiche, iconografiche e archeologiche permettono di proporre serie ipotesi, non campate per aria, serie ipotesi su alcuni possibili movimenti di questo lenzuolo. Ne segnalo alcuni. 1204, siamo prima della datazione fornita dai 3 laboratori, no? Il crociato Robert de Clary va a Costantinopoli durante la quarta crociata, di fatto, no? E scrive che durante il sacco di Costantinopoli scomparve dalla città la sindone su cui era visibile l'immagine del Signore. Ecco il testo suo, in parte. C'è un altro monastero chiamato Santa Maria del Blacherne a Costantinopoli, dove stava la Sidone, Sidoine, vecchio francese, no? In cui fa avvolto Nostro Signore, che ogni venerdì si alzava tutto dritto, così che se ne poteva vedere bene la figura. Nessuno, né greco né latino, conosce cosa avvenne della sindone dopo il saccheggio della città. Quindi qua è documentato, 1204 c'è questo lenzuolo, un lenzuolo che però era arrivato a Costantinopoli ancora nel 944 ed era arrivato da Edessa, oggi si chiama Urfa, quella città, e si trova in Turchia. Venne accompagnata nel viaggio da Gregorio Referendario, un prelato, che se l'è studiata bene. Abbiamo anche un'omelia di questo prelato in cui si parla dell'immagine sindonica
e parla anche della macchia di acqua e sangue. Quindi lui l'ha vista in maniera integrale la sindone, anche se a quanto pare veniva di fatto mostrato soltanto il volto, che è un vecchio manoscritto, antico manoscritto che presenta, viene presentata la sindone all'imperatore di Costantinopoli. Vedete un lenzuolo lungo con il volto che emerge, così chi ha fatto questo codice ha raffigurato la cosa. Qui avete l'ingrandimento. Per quanto riguarda Edessa, è dal 544 che si parla di questa immagine riscoperta nelle mura della città, dove era stata murata in un'epoca precedente. E si parlava di questa immagine, si vedeva soltanto il volto però, e come immagine non fatta da mano uomo, acheropita, termine greco, no? Perché non sapevano spiegarsi come fosse sorta quell'immagine. Di fatto qui abbiamo un'immagine recuperata dal monastero di Santa Caterina nel Monte Sinai, siamo nel X secolo, quindi nel Novecento, no? E c'era il re Abgar che mostra l'immagine di Edessa, c'è soltanto il volto. Qualcuno ritiene che questa immagine di Edessa sia proprio la sindone arrivata a Costantinopoli, no? Perché era un'immagine ripiegata in 8. Usano il termine greco tetradiplon, piegata due volte per 4. Piegandola in questa maniera verrebbe fuori un rettangolo, eccolo qui, con solo il volto che veniva mostrato. Questa è l'ipotesi che c'è. Sono cose non campate per aria. Veniamo alla seconda parte adesso, alla sindone e l'uomo dei dolori. Anzitutto il primo passaggio dall'immagine sindonica alla passione di Gesù. Vorrei partire dalla testimonianza di quest'uomo di scienza, il professor Guido Fanti, insegna all'Università di Padova, è professore associato di misure meccaniche e termiche e ha favorito le ricerche anche dopo la prova del radiocarbonio, no? sulla sindone, trovando anche delle cose interessanti. Sentivo un suo collaboratore qualche giorno fa, c'è il filmato, hanno analizzato il DNA che c'è su questo lenzuolo, DNA vegetale, animale, umano. La cosa strana che hanno trovato è che un 30% del DNA umano trovato arriverebbe dall'India, un 50% circa dal Medio Oriente e un 20% dall'Europa. Hanno formulato l'ipotesi, probabilmente è stata tessuta in India, però rispondono loro, ecco, queste le hanno pubblicate. Cosa diceva Guido Fanti? Studiando la sindone ho potuto avvicinarmi a Cristo nei suoi momenti della passione, morte e risurrezione. Cioè questa immagine rimanda al Signore Gesù, alla sua passione e morte, no? Per esempio, continua, nei Vangeli si afferma semplicemente che Gesù fu flagellato, ma osservando la sindone da vicino, con l'aiuto di immagini digitalizzate ad altissima risoluzione, ho potuto contare ben 159 ferite da flagello sull'immagine frontale e 213 sull'immagine dorsale, non so come le abbia contate, comunque da questi numeri. E ho quindi capito meglio quali sofferenze abbia patito il Salvatore per noi uomini e per la nostra salvezza. Ecco, studiando la sindone capisci di più la passione di Gesù, ed è quello che è capitato alle Clarisse di Chambéry, che hanno provveduto a rattoppare la sindone dopo l'incendio. Qui abbiamo la loro testimonianza, la riprendo sempre dall'assiliato. Ci sembrava, scrivono queste suore, che la ferita al costato, la più eloquente, quella del cuore, ci dicesse incessantemente queste parole: o voi tutti che passate per la via, guardate e vedete se c'è un dolore simile al mio dolore. Vedevamo infatti su questo grande quadro delle sofferenze che non si saprebbero mai immaginare. Ci vedemmo ancora le tracce di un volto tutto lividi e tutto martoriato da colpi, il capo divino trafitto da grosse spine, da dove uscivano rivoli di sangue che colavano sulla fronte
e si dividevano in diversi rami, rivestendolo della più preziosa porpora del mondo. Questo le suore. Riprendo 2 passaggi dell'Assiliato circa i segni della flagellazione e poi un'altra scoperta che hanno fatto nel 78 con l'indagine dello Sturm. Le foto che fecero nel 78 documentarono qualcosa che l'occhio umano non aveva mai veduto. Quei segni che sembravano indistinti e diffusi sul lino, li vedete qui, sotto la luce fluorescente diventavano bluastri lividi del colore che il sangue assume alla luce ultravioletta, e netti e dettagliati finissimamente per il contrasto con il fondo del tessuto. Erano le lacerazioni provocate da 2 corpi rotondeggianti di circa 12 mm, uniti fra loro da una sbarretta diritta di pochi centimetri. Lo si può vedere comunque già normalmente, questa forma. I 2 corpi tondeggianti avevano lasciato segni profondi e netti, spaccando la pelle. La sbarretta invece una contusione superficiale, quasi invisibile a occhio nudo, tuttavia tale da far gemere un poco di siero sanguinolento che si era depositato poi sul tessuto. Storicamente era agghiacciante. Quel che si vedeva sul telo sindonico non era una pittura fantastica. Le lastre che avevano impresso quei segni erano sensibili al sangue, non ai coloranti artificiali. Per la prima volta, dopo tanti secoli, si vedevano, come se fossero di oggi, le autentiche ferite di una flagellazione romana. Le ferite, continua, sono sparse su tutto il corpo, con mano esperta e precisa, distribuite con esattezza spaventosa. Nessun punto sensibile è risparmiato e la dinamica suggerisce una lentezza dimostrativa quasi teatrale, un'attenta applicazione dei torturatori attorno alla vittima spogliata con i polsi legati e agganciati in alto, totalmente esposta ai colpi. Gli angoli d'urto delle sbarrette metalliche e delle 2 sfere di piombo denunciano 2 esecutori che operano di concerto, impugnando come arma il fragrum taxillatum in uso alle truppe romane. E veniamo ai segni delle cadute. L'impronta del ginocchio sinistro, qui, anche a occhio nudo appare scoriato largamente, fu esplorata al microscopio per la prima volta. Sui fili di lino, residui di sangue secco erano mescolati a frammenti di terriccio. L'impasto, affondato nella pelle a brasa, s'era decalcato sul lino sindonico. Analoghi frammenti impastati al sangue si scoprirono sul tallone, che è anch'esso insanguinato, e sul naso, che è escoriato e gonfio. E ricordo che quando riferì ai miei novizi, ero lì presente, no? Questo dettaglio del terriccio nel sangue, esclamò l'Assiliato: ma quell'uomo era lì davanti a noi. E lo disse con grande commozione. Continua l'Assiliato. Si delineava una crudele coerenza tra le abrasioni al ginocchio e quelle più gravi e drammatiche che sfiguravano il viso. Gli ematomi della fronte, dell'arcata sopraccigliare, dello zigomo, le cartilagini nasali distorte, la massa di sangue raggrumata nella barba, che solo la radiografia e i raggi X aveva vivacemente rivelato nel 78 a Torino. Tutto ciò mostrava concretamente che cosa significasse ibis in crucem, andrai sulla croce, un percorso di strazi con un peso squassante tra le scapole e la nuca, il patibulum, e cadute senza riparo, la faccia sulle pietre, come era nella bestiale usanza del supplizio. E allora a questo punto vengono opportune le parole di Papa Francesco, no? Il nostro non è un semplice osservare, ma è un venerare, è uno sguardo di preghiera. Direi di più, è un lasciarsi guardare. Questo volto ha gli occhi chiusi, è il volto di un defunto, eppure misteriosamente ci guarda e nel silenzio ci parla.
Com'è possibile? Come mai il popolo fedele come voi vuole fermarsi davanti a questa icona di un uomo flagellato e crocifisso? La risposta: perché l'uomo della sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazareth. Questa immagine impressa nel telo parla al nostro cuore e ci spinge a salire il monte del Calvario, a guardare al legno della croce, a immergerci nel silenzio eloquente dell'amore. Lasciamoci raggiungere da questo sguardo che non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore. Ascoltiamo ciò che vuole dirci nel silenzio, oltrepassando la stessa morte. E a questo punto siamo anche preparati a rievocare la crocifissione di Gesù grazie appunto ai segni che troviamo nell'immagine sindonica. Qui avete un crocifisso costruito, no, proprio sulla base dei dati della sindone. Qui avete altre foto, vedete le braccia, eccetera. È stata un'agonia crudele quella di Gesù, un'agonia lenta dall'esito scontato. Anziché legare Gesù alla croce, cosa che avrebbe provocato una lunga e spettacolare agonia, hanno scelto di inchiodarlo. E questo perché doveva morire entro il tramonto, prima che iniziasse la Pasqua ebraica. Gli hanno inchiodato le braccia al patibulum, il palo trasversale della croce. Lo hanno poi sollevato col patibolo, così come si issa la vela di una nave sul pennone. Lo hanno sollevato fino a incastrare il patibulum sullo stipes. Il palo verticale è già piantato sul Golgota, appena fuori dalla porta della città, là dove la gente passando può vedere e temere la fine dei malfattori, toccando con mano la forza brutale della giustizia romana. Il suo corpo ha pendolato un po', ondeggiando, sospeso alle sole braccia, giusto il tempo necessario per innalzarlo sulla croce e immobilizzare i suoi piedi, fissati poi al legno con un chiodo unico, con un colpo potente. Perire membratim et per stillicidia emittere animam, morire poco a poco, perdere la vita goccia a goccia. Sono queste le parole con cui lo scrittore latino descriveva incisivamente la morte di croce. La sospensione per le braccia, che dilatava enormemente il torace, impediva l'espirazione e instaurava una veloce crisi di asma meccanica. Il morente, facendo forza sulle ginocchia e sui piedi, riusciva ad allentare a tratti il carico delle braccia e riducendo la dilatazione del torace, potendo quindi trovare un po' di respiro. Ma questa posizione fiaccava rapidamente i muscoli delle gambe che cedevano, riprecipitando il crocifisso nella posizione di prima. L'agonia si svolgeva tutta in questa drammatica alternanza di affannosi tentativi respiratori e di esausti abbandoni. Per quanto accelerato dalla scelta dei chiodi, è pur sempre lento l'orribile morire di Gesù. Un morire che gli dà il tempo di sentire persino le beffe di chi, volendo toglierlo di mezzo senza sporcarsi le mani, contro di lui aveva inventato un'accusa politica per farlo giustiziare dagli invisi romani. La croce reca infatti una scritta che registra la loro menzogna: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Loro veramente l'avevano condannato come bestemmiatore, si è fatto figlio di Dio, ricorderete. Han coperto questa accusa religiosa che non sarebbe stata accettata dal governatore romano con un'accusa politica: re dei Giudei. Non paghi della loro opera, i suoi nemici lo sbeffeggiano impudenti. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Gesù però non scende dalla croce. Lo starsene appeso a quel patibolo non è per Gesù un fortuito incidente di percorso, ma è incluso nel suo incondizionato assenso al Padre che lo ha inviato nel mondo, in questa umanità segnata dal peccato, dalla ribellione a Dio. Il sì alla missione affidatagli dal Padre è anche un sì alla nostra carne fragile e mortale, insidiata sovente dalla stessa malvagità umana.
Accettando la possibilità della sofferenza e della morte, Gesù si è fatto davvero simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. Da Gesù il morire umano è stato assunto in tutta la sua drammaticità. La sua ferma confidenza nel Padre non lo ha esentato dall'esperienza di una profonda angoscia e di una grande solitudine. La preghiera e il sudore di Gesù nei Getsemani lasciano trasparire un'indicibile angoscia che emerge anche dal grido che sulla croce dà voce alla sua immensa solitudine. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma l'angoscia di Gesù non dice disperazione. Dal suo cuore scaturiscono parole che sono preghiere rivolte al Padre e la confidenza in Dio non può coniugarsi con l'assenza di speranza. Ecco, tanto più ecco che quelle parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato, sono prese da un salmo che finisce con parole di speranza, dove il salmista dice: ma io vivrò per Dio, il regno appartiene al Signore. Dà voce alla speranza il salmista. Lungi da rifugire e morire, Gesù lo assume sino in fondo, scegliendo, notate, di viverlo in modo cosciente. Prima di procedere alla sua crocifissione, così riferisce Marco, gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Le proprietà anestetiche della mirra e dell'incenso erano note. Sono usati tuttora, tra l'altro in Somalia avevamo noi qui un sacrestano, un uomo in pensione, italo-somalo, che ci diceva che laggiù quando hai un mal di denti, una carie, metti un grano di mirra nella carie per farti passare il dolore. Torniamo qui al testo. Nel trattato giudaico sul Sinedrio si legge: quando un uomo deve essere giustiziato, gli si permette di prendere un grano di incenso in un calice di vino per perdere la coscienza. Ebbene, Gesù non ha secondato questo gesto di pietà, volto ad assopire, ad addormentare il condannato. E in questo modo egli ha fatto suo anche il nostro morire, rendendolo luogo di salvezza, nella misura in cui si apre l'affidamento sperante a Dio e alla oblatività dell'agape, dell'amore. Scegliendo di vivere coscientemente il drammatico momento della croce, Gesù non solo può perdonare i suoi crocifissori, provvedere a sua madre affidandola al discepolo prediletto, dare speranza a uno dei due che erano crocifissi con lui, ma può vivere da figlio tutto rivolto al Padre, l'epilogo della sua vita terrena. Ed è quanto documenta non solo la preghiera del Salmo 22 con la frase iniziale Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma anche l'espressione di fiducioso abbandono che fiorisce sulle sue labbra nel momento supremo. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Davvero per Gesù la morte è un passaggio al Padre. Il suo morire dice affidamento filiale, remissione al Padre della sua vita e del suo futuro. E qui vi invito a una pausa meditativa per fare spazio a un canto della liturgia del Venerdì Santo, il cui testo è ripreso da un inno dell'Apostolo Paolo. È poco più di un minuto.
E passiamo ora dalla passione di Gesù al patire dell'uomo. È stato crocifisso per noi, no? Gesù, nostro fratello e Signore, che si è dibattuto nell'atroce agonia della croce, ci ricorda che non c'è povertà, non c'è situazione fallimentare, non c'è sofferenza che non possono essere trasformate in fonte di grazia e di salvezza. E questo è possibile nella misura in cui noi, uniti a Lui, ci affideremo totalmente a Lui. Se la cultura contemporanea ampiamente secolarizzata tenta di rimuovere il morire e la morte, è anche perché ha rimosso dal suo orizzonte il Cristo, che è colui che a tutto conferisce senso e misura. Ma per noi non è così. L'amore crocifisso, posto drammaticamente innanzi ai nostri occhi, dà luce anche al nostro soffrire e al nostro morire. Accostandoci all'icona del suo corpo straziato e dolente, ricordiamoci certo che siamo stati riscattati a caro prezzo, ma ricordiamoci pure che riscattati sono anche il nostro soffrire e il nostro morire, e questo se sono vissuti in Lui, perché posso diventare eventi di grazia e di salvezza. Dice Papa Francesco, questo volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e donne feriti da una vita non rispettosa della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i più deboli. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oggi l'eco di quel grido risuona alle nostre orecchie in mille modi, negli ospedali, certo, ma anche nella devastata nazione ucraina e nelle martoriate terre del Medio Oriente e dell'Africa, dagli slums degli affamati e dei disperati. Nell'attuale momento storico è come se tutti noi fossimo posti proprio in quel punto della passione di Gesù, in cui essa diviene grido d'aiuto al Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si tratta di una domanda che non è possibile dominare con parole e argomentazioni, perché la pura razionalità si rivela impotente, se non addirittura tentata dal professare l'inesistenza di Dio, che pare dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che può essere solo vissuta, patita, assieme a colui e presso colui che sino alla fine l'ha patita per tutti noi e con tutti noi. E mi avvio alla conclusione. Qui vedete una foto, sono concelebrante qui, mi trovo a Leopoli per l'ordinazione di Don Oleg, che adesso sta facendo la spola tra Leopoli e Lviv, portando viveri nell'Ucraina orientale e ritorna con profughi da portare in salvo. Bene, ospodi pomilui, Signore abbi pietà, Signore abbi pietà. È l'invocazione che a Leopoli, a Lviv, sentivo cantare con insistenza dai fedeli ucraini, partecipando per la prima volta a una liturgia greco-cattolica. È un canto comune tra le popolazioni dell'Est Europa, indipendentemente dalla nazione di appartenenza. La cantano ucraini, la cantano russi, la cantano serbi, la cantano cechi, tutte le popolazioni lì dell'Est ce l'hanno. Facciamo nostro questo canto, associandoci al grido di dolore che da queste terre sale a colui che ha condiviso la sofferenza umana e può aiutarci a portare le nostre croci. Riconoscerete qui in questa immagine del crocifisso, il crocifisso della chiesa armena che lì a Leopoli l'hanno portato in salvo perché è un crocifisso antico. E qui avete il testo.
Ecco, ci fermiamo qui e con questo concludo la riflessione con l'immagine appunto sindonica che ci ha aiutato a unirci al Signore Gesù e alla sua passione. E con quella frase liturgia latina, adoramus te Christe et benicimus tibi, che per santa crucem tuam redimisti mundum. Ecco, vi auguro di vivere intensamente questa santa settimana stringendovi al Signore Gesù, che illumina anche la nostra sofferenza e il nostro morire.